Paolo Tolio, siamo davanti alla sede di APS, anche Padova ha aderito alle 4 ore di sciopero. Lei, referente RSU di APS, quali sono le motivazioni che vi hanno portato a scioperare anche oggi? Scioperiamo per il rinnovo del contratto nazionale che è scaduto da 6 anni, dove chiediamo il rinnovo del trattamento economico, ma anche ehm, il riconoscimento delle clausole sociali nelle gare d'appalto che dovranno essere prossimamente fatte dalla Regione. Oggi scioperiamo al 100% qui a Padova, con adesione altissima, sia perché questa situazione non è più accettabile, che dopo 6 anni non si discuta di un rinnovo contrattuale, sia perché le problematiche relative alla fusione ci preoccupano fortemente. Quante sono le persone coinvolte? Beh, noi qui a Padova siamo in 530 dell'APS più altri 320 di Bus Italia. Di fatto quante corse avete fermato oggi? Questa mattina, nelle 4 ore di questa mattina, saranno saltate circa 800 corse. Ovviamente voi vi siete appellati al governo centrale anche, ma le risposte sono state pari a zero. Sì, il problema è sicuramente del governo centrale che deve affrontare questa questione del trasporto pubblico, perché i 4,9 miliardi messi a disposizione per questi servizi sono assolutamente insufficienti. Basti pensare che soltanto 3 anni fa venivano spesi quasi 9 miliardi per il trasporto pubblico. Poi c'è una responsabilità anche della Regione, perché la Regione ha un fondo perequativo che prima veniva utilizzato per il trasporto pubblico, che invece adesso è stato tolto, e quindi le risorse qui nel Veneto sono calate più che altrove. Tra l'altro il Veneto è l'azienda che finanzia la quart'ultima nella classifica nazionale sul finanziamento al trasporto pubblico.